Nel tempo noi abbiamo sfatato quella era l'immagine che ci avevano dato i mass media. Oggi all'estero io faccio un confronto anche con l'Argentina, con l'Australia, con il Messico, con la Francia del Sud e con la Germania, gli stranieri ci vedono in un modo diverso, soprattutto per quello che abbiamo dato sul territorio. Noi quando operiamo sul territorio straniero mettiamo in moto tutte le nostre qualità e diventiamo persone speciali senza fare agiografie. Voglio dire che magari in Sicilia abbiamo delle caratteristiche, ma appena andiamo all'estero non solo ci adattiamo a quel mondo, ma cerchiamo di assimilarlo e di imporre, tra virgolette, poi le nostre qualità. Come ci vedono? Naturalmente ci sono gli aspetti folclorici, che sono dati dalla Sicilia, che è molto bella, è considerata una delle più belle isole, l'Etna, il mare, e anche il simbolo del carretto siciliano. Il Marranzano suscita una certa curiosità nel sentirlo e soprattutto la calorosità dei siciliani, così siamo ritenuti. Ancora anche quell'immagine del Latin lover persiste all'estero come siciliano uomo galante con le donne, soprattutto capace di corteggiarle, perché le donne anglosassoni o del mondo sassone o quello olandese, soprattutto nel Sudafrica, amano gli italiani e soprattutto i siciliani per questo modo di corteggiare la donna e valorizzarla.